Cambio il vertice di Coldiretti Treviso. Giuseppe Satalino sarà il nuovo direttore. Cambia anche il direttore del Consorzio Agrario, Antonio Ciri. Il Consorzio Agrario ha bisogno di ritornare a essere quello che è stato per tanti anni, un consorzio di grande riferimento sul territorio, molto radicato. Lo è ancora sicuramente perché la struttura c'è, gli uomini validi ci sono, però chiaramente i competitor in questi anni sono stati molto aggressivi, giustamente. A noi fa piacere che ci sia anche lo stimolo in questo, ma l'obiettivo che ci dobbiamo porre, che ci siamo posti, è quello di ritornare a essere veramente il consorzio di riferimento e il fornitore di riferimento dell'agricoltura trevigiana. Lo facciamo perché sappiamo dare risposte a 360 gradi, anche in quegli ambiti dove i nostri competitor non ci sono, perché hanno preferito scegliere, diciamo, gli ambiti più facili, fra virgolette, che è l'aspetto vitivinicolo. Mentre il consorzio, essendo un'azienda così complessa, opera a 360 gradi. Per quanto riguarda il Coldiretti Treviso, dobbiamo continuare ad essere quell'associazione di riferimento dei nostri associati, che dà risposte sempre celeri, veloci e puntuali, e soprattutto essere ancora più vicino alle esigenze, alle difficoltà, ai problemi che ci sono, che sono sempre tanti, che però con la squadra che abbiamo qui a Treviso diciamo non è mai stata seconda a nessuno. Le sfide della Coldiretti sono le sfide che portiamo avanti ormai da molti anni, sono le sfide relative alla distintività territoriale dei nostri prodotti e delle nostre imprese, in un periodo in cui insomma, siamo alle prese con una globalizzazione massiva che in qualche maniera entra a far parte anche fortemente dell'agroalimentare, con tutta una serie di problemi che rileviamo giornalmente sull'Italian Sounding, per esempio, su tutti quei prodotti taroccati, fra virgolette, che in qualche modo vanno a ledere quella che è la qualità dei nostri prodotti, e non solo la qualità, ma anche e soprattutto, diciamo, i mercati possibili all'interno dei quali potremmo avere maggior voce in capitolo qualora diciamo, riuscissimo attraverso appunto la distintività a portare a casa risultati in termini di etichettatura, di provenienza dei prodotti, eccetera. Quindi le battaglie sono le battaglie sempre al fianco delle nostre imprese, sempre al fianco degli agricoltori, per dare maggior valore alla loro attività. Avete spinto anche molto sul rapporto diretto con il consumatore attraverso il chilometro zero. Sì, certo, quello è uno degli strumenti, anzi forse lo strumento principale attraverso il quale riusciamo a accorciare diciamo così, la filiera e riusciamo ad arrivare più velocemente al consumatore. Direttore, il Consorzio Agrario di Treviso Belluno, una realtà molto importante, come affronta questo suo nuovo impegno? Beh, intanto un grandissimo onore, passione e convinzione che il Consorzio Agrario di Treviso può giocare ancora di più un ruolo determinante di quanto non lo sia ora. Già oggi è una delle realtà imprenditoriali più importanti del territorio della Marca Trevigiana e deve continuare ad esserlo, crescendo soprattutto a supporto delle imprese agricole in termini di servizi qualificati, di alta efficienza e con delle opportunità per fare in modo che il mondo agricolo trevigiano continui a crescere. Tra gli obiettivi che si è posto, c'è un suo piccolo sogno? Beh, sicuramente far ritornare al centro del pensiero di tutte le imprese agricole del territorio, rileggere il Consorzio Agrario come la casa degli agricoltori trevigiani. E questo per fare in modo che, perché oggi è l'unico momento, l'unica piattaforma agricola esistente in questo territorio che svolge un servizio a 360 gradi nei confronti dell'agricoltore, no? E questa percezione deve essere più diffusa, deve essere più vicina alla convinzione che veramente un agricoltore, quando vede il Consorzio Agrario, può entrare e sapere che trova tante risposte.